Buongiorno e buona domenica, eccoci insieme in diretta puntuali come sempre in questa giornata di voto, Election Day, nella sola giornata di oggi, urne aperte fino alle 23 per votare il referendum, i 5 referendum sulla giustizia, ma anche in 86 comuni veneti per rinnovare sindaci e consigli comunali. E allora iniziamo questa diretta proprio con il nostro servizio riepilogativo sulla giornata di voto di oggi. Veneti oggi al voto, oltre che per esprimersi sui 5 quesiti referendari sulla giustizia, per rinnovare il sindaco di 86 comuni. In corsa oltre 200 candidati alla poltrona di primo cittadino e un esercito di candidati consiglieri. Alle urne per le amministrative 996.511 elettori, grande incognita ancora una volta l'affluenza al voto. Ci si potrà recare ai seggi nella sola giornata di oggi. Le urne hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle 23. Subito dopo si procederà con lo spoglio delle schede referendarie. Solo domani, a partire dalle 14, inizierà la conta delle preferenze per l'elezione dei primi cittadini. In 17 degli 86 comuni al voto un solo candidato in corsa. Conterà quindi il quorum necessario superare il 40% degli aventi diritto per evitare il commissariamento del municipio. Gli occhi sono puntati sui capoluoghi dove la sfida è molto più combattuta anche a livello numerico. Padova, che elegge il nuovo sindaco nel giorno della festa di Sant'Antonio con ben 9 sfidanti, Verona con 6 e Belluno con 3. Se nessuno dei contendenti supererà il primo turno la metà più 1 dei consensi, bisognerà ricorrere al secondo turno fissato per il 26 giugno. Al ballottaggio, trattandosi di centri con più di 15.000 residenti, rischiano di andare anche Feltre, Jesolo, Marcon, Mira, Mirano, Santa Maria di Sala, Abano Terme, Vigonza, Tiene e Cerea. Più piccola, ma non certo per fama, Cortina d'Ampezzo, con la nuova amministrazione che sarà quella che accompagnerà la città all'appuntamento tra 4 anni con le Olimpiadi. E domani su Antenna 3 a partire dalle 14 lo speciale elezioni, tutti i risultati, commenti, vincitori e vinti del voto nei comuni del Veneto, una maratona non stop da non perdere con collegamenti dalle principali piazze protagoniste delle sfide e ospiti in studio per essere aggiornati in tempo reale sul verdetto delle urne. Vi aspettiamo dunque domani a partire dalle 14 su Antenna 3 con la lunga maratona elettorale. Adesso invece la cronaca in primo piano con la tragedia che si è consumata ieri a Cervarese Santa Croce in provincia di Padova durante una competizione nazionale per corridori amatori. Un ciclo amatore di 71 anni di Bussolengo nel Veronese è morto. L'uomo è stato colpito da un infarto al termine di una salita. È stato immediatamente assistito dal personale sanitario presente sul percorso, è intervenuto anche l'elicottero del SUEM, ma dopo vari minuti di manovre di rianimazione per il corridore non c'è stato nulla da fare. E epilogo tragico anche nella vicenda dell'elicottero partito dalla Toscana, diretto nella Marca Trevigiana e di cui si erano perse le tracce sull'Appennino, e dopo giorni di ricerche ieri mattina il tragico epilogo è stato ritrovato. Finite dunque le speranze per le 7 persone a bordo, tra le quali il pilota, il 33enne padovano Corrado Levorina. È il momento del dolore, siamo frastornati, hanno raccontato amici e colleghi. È stata aperta un'inchiesta, ma al momento non è stata trovata la scatola nera. Sono da poco passate le 11 quando uomini e mezzi si concentrano sul Monte Cusna, cima dell'Appennino reggiano. È qui che poco prima il velivolo della Guardia di Finanza individua un cratere tra la fitta vegetazione. Escursionisti parlano di detriti sparsi. Con il passare dei minuti il quadro si chiarisce in tutta la sua drammaticità. È l'elicottero scomparso dai radar nella tarda mattinata di giovedì, impegnato a fare la spola tra la Toscana e la ditta Rotocart di Resana nel Trevigiano per un evento aziendale. A bordo 6 clienti
dipendenti stranieri, 4 manager turchi e 2 libanesi. Il pilota è Corrado Levorin, 33enne padovano di Polverara. Man mano che i soccorritori confluiscono in zona si azzerano le speranze. Inizialmente vengono trovati 5 corpi esanimi, 2 i dispersi, poi il bilancio si fa definitivo, i passeggeri del volo sono tutti morti. La notizia rimbalza anche sulle televisioni medio orientali. A Polverara, dove vivono i genitori di Levorin, Graziano e Grazia, cala il gelo. È il momento del dolore, dicono senza aggiungere altro. Anche dalla società Avio tiene. Quell'elicottero rosso scuro era uno dei loro simboli. Levorin, un dipendente scrupoloso, fino a un anno fa collaboratore alla Ala Salese di Santa Maria di Sala. Qui lo conoscevano in tanti, allievi diventati con il tempo anche amici. Veramente il sentimento comune di grande prostrazione, di grande dispiacere, perché ci tocca dal vivo, non soltanto perché è una persona che conoscevamo, ma anche perché è una persona che è mancata facendo quello che noi facciamo spesso, quindi in questa nostra passione. Ma la traiettoria del cordoglio unisce tanti punti del Veneto. Siamo costernati e senza parole. Le speranze sono purtroppo finite. Le parole di Giuliano Gelain, titolare della Rotokart di Resana. Doveva essere un momento di gioia, è diventato di dolore. Di certo restano tantissimi punti da chiarire. I carabinieri di Lucca, provincia dalla quale si è alzato l'elicottero, hanno iniziato i primi accertamenti sentendo i vari responsabili degli aeroclub coinvolti. Da chiarire il mancato funzionamento dell'Emergency Locator Transmitter, una sorta di scatola nera che trasmette in caso di impatto la localizzazione. Sono stati richiesti piano di volo e tracciati radar. La stessa Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta, mentre sarebbe stato acquisito anche il video che uno dei passeggeri avrebbe inviato al figlio e che racconterebbe di una violenta tempesta proprio prima dello schianto. Ogni elemento al momento è utile per un'indagine che si preannuncia complicata. Altra cosa gli ricordo, quello di Levorin, incancellabile. Come persona era un ragazzo splendido, io me lo ricordo come un ragazzo molto umano, molto semplice, umile, amichevole, aveva sempre la battuta pronta, ma in senso buono, in senso amichevole. Era un ragazzo anche quasi affettuoso. Le fotografie che circolano in questi giorni con questo sorriso veramente molto simpatico e generoso descrivono proprio la sua personalità di un ragazzo buono, ecco, di un ragazzo buono. E proseguono i rilievi tecnici sull'Appennino tosco-emiliano, nella zona nella quale è stato recuperato il velivolo e i cadaveri dei 7 passeggeri a bordo. L'area interessata, posta sotto sequestro, è un canalone sul Monte Cusna, località Villa Minozzo, siamo nella provincia di Reggio Emilia, a circa 1900 metri d'altitudine, tra gli alberi e il greto del torrente Lama, zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere. Sono stati trovati detriti dell'elicottero e i corpi dei 7 passeggeri. Dalle autopsie che sono state disposte e previste per i prossimi giorni potranno arrivare ulteriori chiarimenti. Procede nelle indagini la Procura di Reggio Emilia con il pubblico ministero Marco Marano. È una inchiesta stretta nel massimo riservo. Il fascicolo aperto, passato da Lucca a Reggio per competenza e per disastro colposo e omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. E adesso ci spostiamo con la cronaca nel veneziano, con il femminicidio e il suicidio a Fossalta di Portogruaro. Lorena è stata soffocata sul letto. L'ipotesi più accreditata è quella di un raptus improvviso di gelosia. In queste ore sarà conferito l'incarico per l'autopsia sui corpi dei 2 coniugi. Lorena Puppo si era coricata a letto, forse per riposare. La certezza è che Giuseppe Santarosa si è avvicinato e l'ha soffocata con un cuscino. I carabinieri stanno cercando di ricostruire minuto per minuto la tragedia che si è consumata ieri tra le 14 e le 15 in una casetta a 2 piani in via Roma, Fossalta di Portogruaro. Un delitto d'impeto, forse provocato da un raptus di gelosia. Il 55enne vigilante alla San Marco Gas, prima di togliersi la vita tagliandosi la gola con un taglierino, ha chiamato la nipote con la quale lui e la moglie avevano un rapporto stretto. Poche parole, vieni qui, ho fatto uno sbaglio. E poi la cronaca di un dramma che nessuno si aspettava potesse accadere. I 2 corpi, lei sul letto, lui a terra nella stessa camera. Il sostituto procuratore che coordina le indagini, Marco Faione, in queste ore affiderà l'incarico per l'esame autoptico sui 2 corpi. Un gesto che i familiari definiscono inspiegabile. La mattina i coniugi erano andati assieme a fare la spesa, poi l'epilogo tragico dopo pranzo. Ieri sono arrivati i familiari, sconcertati
sconcertato il nipote Ivan. Non ti sei fatto un'idea venendo qua? No, non ci credo ancora. Non riesce a darsi pace il datore di lavoro di Lorena che l'aveva vista solo qualche ora prima. Come che mi fosse caduto il mondo addosso. Impensabile. Era tranquilla? Tutti e due si amavano, non so cosa può essere successo. Non si capacita il collega di lavoro di Giuseppe. Non l'ho vista, ero tranquillo. Mi dispiace anche che non doveva fare questi gesti qua. Tranquillo, non gli ha mai detto che aveva un problema? Sorridente, no, sono andato a trovarlo e lui faceva un doppio lavoro, faceva il meccanico anche. Faceva anche il meccanico? Meccanico, sì. Dove, sempre qua nella zona? A San Giorgio, a Tagliamento. Ma l'ho visto sorridente, abbiamo parlato un pochettino e poi sono andato via. Le indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Venezia dovranno dare una risposta alle domande che in paesi tutti si fanno. Perché? Una coppia schiva, dicono, ma mai un litigio, almeno questo, fuori dalle mura domestiche. Io posso dire due persone calme, tranquille, di una certa serenità che anche Mai, per noi... e mai le avete sentite litigare? O... No. Erano persone che stavano molto nel loro, tutto lì, tutto qua. Cose brutte in paesi piccoli che succede anche questo, soprattutto dopo i 2 anni in cui siamo stati catapultati tutti, no? Il paese è sotto shock, la casa è sotto sequestro e le salme dei 2 coniugi si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Portogruaro a disposizione dell'autorità giudiziaria. Minaccia di morte la compagna e reagisce all'arrivo della polizia. Per la prima volta in provincia di Vicenza le forze dell'ordine hanno utilizzato il taser. Follia urbana. Vicenza, via Torino. Sono le 9:30 di sera quando un uomo sta urlando e prendendo a calci una macchina. All'interno, rifugiata nell'abitacolo, una donna e sul sedile posteriore un bambino. Qualcuno chiama il 113, 2 pattuglie delle volanti della questura piombano sul posto e trovano l'uomo, un tunisino 40enne, su tutte le furie. Alla vista degli agenti però, invece di calmarsi, continua con foga a forzare il montante della portiera per infilarsi nella macchina dove la donna e il piccolo figlio sono rifugiati. Gli agenti provano a fermarlo, ma l'immigrato rivolge ai poliziotti minacce di morte, nonostante i ripetuti richiami. Cosa potrebbe succedere se effettivamente quell'uomo riuscisse a entrare in macchina? È furibondo, non demorde. Temendo per l'incolumità della donna e del piccolo, gli agenti a quel punto si sentono costretti a procedere con l'estrazione del taser in dotazione da 18 giorni, dal 23 maggio. Il protocollo viene eseguito con grande attenzione dai poliziotti che puntano verso lo straniero azionando l'arco voltaico. Viene intimato più volte all'aggressore di fermarsi, ma senza risultati. A quel punto il capo pattuglia si vede costretto a utilizzare il taser per la prima volta a Vicenza, esplodendo un colpo nella direzione del nordafricano. I dardi elettrici che ne fuoriescono inibiscono all'istante i suoi movimenti e, cadendo a terra, senza possibilità di muoversi e di reagire, viene ammanettato. Portato in questura, non pago di quanto era successo fino a quel momento, il magrebino ha cominciato a inveire anche nei confronti degli operatori sanitari del 118 con minacce e sputi. L'uomo, 42 anni, regolare in Italia, viene arrestato per minacce e resistenza pubblico ufficiale e per minacce aggravate nei confronti dell'ex compagna che formalizza denuncia penale. Al termine del fotosegnalamento, il tunisino è stato portato nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il taser, utilizzato per la prima volta in provincia di Vicenza, è stato efficace. Ieri nella tarda mattinata PUT di Treviso bloccato dagli anarchici dopo la richiesta della procura di infliggere al 43enne spagnolo Juan Soreque Fernandez una condanna a 28 anni di reclusione per l'attentato al K3 di Villorba, sede della Lega. Il giovane ha fatto dichiarazioni spontanee e ha detto che non riconoscerà il verdetto della Corte qualunque esso sia. Prima il presidio davanti al tribunale, poi il corteo non autorizzato che ha bloccato il PUT per lunghi minuti per protestare contro la richiesta di condanna avanzata dalla procura, quasi 30 anni di carcere, tanto da dover essere dispersi dalle forze dell'ordine. A inscenare la doppia contestazione anarchici provenienti da diverse zone d'Italia che si sono radunati davanti a Palazzo di Giustizia per la nuova udienza a carico di Juan Soreque Fernandez, lo spagnolo di 43 anni accusato di aver organizzato l'attentato dell'agosto 2020
2018 al K3, la sede provinciale della Lega a Fontane di Villorba, con la procura che ha chiesto una condanna molto pesante, 28 anni, malgrado dalle accuse contestate sia stata esclusa l'ipotesi di tentata strage. Ormai il processo è addirittura d'arrivo, oggi ha concluso la pubblica accusa con una richiesta tutt'altro che trascurabile, in linea del resto con le contestazioni che sono state mosse e probabilmente riconosciute a processo. Ovviamente spetta alla Corte il giudizio e le parti civili concluderanno la prossima udienza. Ma la richiesta della pubblica accusa ha scatenato la reazione dei contestatori all'esterno, che hanno deciso di marciare lungo il PUT bloccando il traffico e arrivando fino all'altezza della stazione. Lì gli uomini della Celere li hanno convinti a desistere. E penso si commentino da soli a ciascuno l'analisi di quegli atteggiamenti. I giudici della Corte di Assise pronunceranno la loro sentenza il prossimo 2 luglio rispetto a un caso di estrema gravità. I 2 ordigni posizionati quella sera d'estate al K3 potevano uccidere tanto chi era all'interno della sede quanto le forze dell'ordine intervenute dopo la prima esplosione. Le contestazioni muovono dal dato fattuale, è certamente importante il posizionamento di ordigni esplodenti che abbiano quella micidialità, è cosa che dovrebbe allarmare ciascuno e non solo la comunità locale. Restiamo a Treviso con l'inchiesta sugli alloggi popolari. Scatta la difesa di Simone Garbin, il giostraio quarantenne accusato di essere un tramite tra i Rom e il comune di Treviso. Era solo una facilitazione di rapporti, una sorta di mediazione culturale, spiega il legale di Garbin. Si è trattato solamente, per quanto riguarda il rapporto tra Garbin e l'amministrazione comunale, gli uffici e il dottor Pivato, di un'attività assolutamente lecita, quale quella di facilitare non le assegnazioni ma facilitare i rapporti tra le famiglie richiedenti che erano già in graduatoria e l'amministrazione comunale. Scatta la difesa anche per Simone Garbin, il quarantenne giostraio che secondo gli inquirenti prometteva alloggi popolari sicuri alle famiglie rom, un intermediario in piena regola stando all'impianto investigativo di procura e carabinieri che si sarebbe fatto consegnare soldi e regalie per poi riversarli nelle tasche dei dipendenti comunali amici. Ho i contatti giusti, diceva o millantava il quarantenne. Lo stesso Garbin riferiva ai suoi interlocutori di avere rapporti privilegiati con il dirigente del settore casa Stefano Pivato, che in questi giorni nega con forza qualsiasi coinvolgimento. Non era un'intermediazione in odore di illegalità, dice l'avvocato di Garbin, Fabio Crea. Io non parlerei di tramite, parlerei di un interessamento da parte di alcuni conoscenti piuttosto che famiglie disagiate che hanno interessato appunto Garbin perché, come dire, intercedesse in maniera assolutamente lecita nei confronti dell'amministrazione comunale per facilitare un dialogo con l'amministrazione che a volte per determinate famiglie è difficile proprio per le particolari condizioni in cui si trovano. In alcuni settori chiamano mediatori culturali. Garbin è noto alle cronache della Marca, nel suo passato diversi reati contro il patrimonio, un curriculum delinquenziale di peso, rapine e furti in banca, la specializzazione. Tanto tutti sanno che in comune basta pagare per avere la casa, il contenuto di una mail inviata in prefettura da una persona rom un anno fa. Un quadro inquietante per gli investigatori, mentre per la difesa tutto può essere spiegato. La volontà di chiarire la propria posizione presuppone la volontà di presentarsi davanti agli inquirenti e raccontare la propria versione, contribuire a chiarire appunto degli elementi che in questo momento potrebbero anche essere dubitativi perché sono elementi di investigazione. Prima di andare in pubblicità, 2 aggiornamenti di cronaca che arrivano sempre dalla Marca trevigiana. Il primo riguarda un 86enne che ieri mattina è stato derubato del suo Rolex dall'elevato valore. L'uomo era appena giunto nei pressi della sua abitazione a bordo della propria auto quando è stato avvicinato da una donna che, con la scusa di chiedergli alcune informazioni, con una mossa fulminea gli ha strappato dal polso il prezioso orologio e poi è fuggito
fuggita a bordo di un'auto condotta da un complice. Durante appunto il furto l'uomo ha riportato alcuni graffi, lievi graffi, e ora stanno conducendo le indagini i carabinieri di Treviso. I militari dell'Arma di Paese invece hanno denunciato in stato di libertà un cittadino albanese di 27 anni per evasione dagli arresti domiciliari che stava scontando nella sua residenza dall'inizio del mese per delitti contro il patrimonio. I militari lo hanno rintracciato a bordo della sua auto a Castagnole di Paese lungo la Feltrina senza avere alcuna autorizzazione che gli permettesse di violare la misura restrittiva in atto. E adesso ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta, vado subito a salutare Cristian Ferrari, della segreteria nazionale della CGIL. Buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora Ferrari, iniziamo subito da quello che è stato il tema della settimana, ovvero la discussione, il via libera a livello di Unione Europea del salario minimo. Un'indicazione, solo un'indicazione, non un obbligo per i paesi dell'Unione Europea. Quindi diciamo che non vincolerà poi nel concreto, ma è solo quello che viene appunto dato come obiettivo dall'Unione Europea, ma che effetti avrà poi effettivamente? Cambierà qualcosa? E qual è la posizione del sindacato in tal senso? Sì, come diceva giustamente lei, trattandosi di una direttiva, le direttive dell'Unione Europea vincolano quanto agli obiettivi che pongono, non agli strumenti, ai mezzi e alle modalità per raggiungerli. Quindi non c'è un'imposizione obbligatoria di una formula o di una soluzione piuttosto di un'altra. C'è l'indicazione molto chiara che per noi è anche particolarmente importante da un punto di vista politico, perché dopo 15 anni in cui la questione salariale era stata totalmente espunta anche dal dibattito politico anche in Europa, è ritornata alla grande e questa direttiva rappresenta un segnale di discontinuità molto importante. Questa direttiva dice due cose molto chiare: bisogna sostenere i salari rispettando i sistemi contrattuali o legali che ogni Stato si è dato nella sua storia, nella sua tradizione, nei suoi percorsi. Quindi da un lato un salario minimo che va aggiornato ogni 2 anni sulla base di determinati indicatori, per chi lo fa per legge lo continuerà a fare per legge, dall'altra parte però la direttiva pone un altro obiettivo per tutti gli Stati: rafforzare la contrattazione collettiva, che considera evidentemente il miglior strumento per tutelare i redditi da lavoro, e portarla almeno ad una copertura dell'80% dei lavoratori di ciascun paese. L'effetto immediato, intanto parliamo di una bozza di direttiva che deve ancora essere approvata definitivamente, probabilmente lo sarà con i meccanismi e le procedure dell'Unione Europea a fine estate. Dopodiché gli Stati, ogni Stato, avranno 2 anni di tempo per recepirla. In Italia cosa cambierà? Politica chiara. Abbiamo un problema nel collegamento. Vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Ecco, adesso mi sembra che sia ritornato. Sì, prego. Dicevo che l'indicazione è molto chiara: bisogna rafforzare i salari e gli stipendi dei lavoratori, a maggior ragione in questa fase in cui la fiammata inflattiva sta erodendo pesantemente potere d'acquisto. In Italia noi abbiamo un sistema di contrattazione esteso, avanzato, e siamo ben oltre la soglia di copertura dell'80% che è indicata da questa direttiva, e quindi non si tratta di rimettere in discussione, ma semmai di rafforzare ulteriormente questo sistema di contrattazione. Ricordo a tutti che la contrattazione collettiva in Italia nazionale copre oltre il 90% dei lavoratori di questo Paese. Quello che rimane fuori sono categorie non contrattualizzate, penso ad una parte del pubblico impiego, le forze armate, le forze di polizia, la magistratura, i diplomatici, i vigili del fuoco, insomma tutta una serie di settori che
il cui rapporto di lavoro viene disciplinato dalla legge, non dai contratti, e poi altre parti marginali. Ma abbiamo una copertura pressoché totale. Semmai abbiamo un altro tipo di problema in Italia, la moltiplicazione dei contratti nazionali assolutamente non rappresentativi. Il CNEL ha registrato a fine 2021 992 contratti nazionali, di cui solo il 25% firmato da sigle realmente rappresentative come CGIL, CISL e UIL. E quindi abbiamo bisogno in questo senso, nel recepimento anche di questa direttiva, di una norma di legge che attendiamo da molto tempo, che disciplini la rappresentanza, chi rappresenta chi, e soprattutto che attribuisca efficacia obbligatoria ai contratti collettivi firmati dalle sigle che appunto sono maggiormente rappresentative. Questo è un primo atto di applicazione che noi in qualche modo chiediamo. Il secondo elemento di questa direttiva è appunto la necessità in qualche modo di estendere appunto questo grado di copertura alla contrattazione nazionale. Noi, devo dire, nel dibattito non particolarmente esaltante che si sta facendo in Italia in queste settimane, condividiamo una soluzione di equilibrio che mi pare sia quella indicata dal ministro Orlando, ossia recepire un vincolo salariale per legge che agganci, tra virgolette, il salario minimo al trattamento economico complessivo previsto dai contratti nazionali di lavoro maggiormente rappresentativi. Questa sarebbe una soluzione di equilibrio, di compromesso, che salvaguardia da una parte la contrattazione collettiva e attribuisce valore di legge vincolante anche per gli altri settori non ancora coperti, facendo però riferimento appunto alle soglie della contrattazione nazionale. Lei ha dato un dato significativo sul numero dei contratti non rappresentativi, non sottoscritti da sigle rappresentative come CGIL, CISL e UIL. Significa che c'è un grande numero di lavoratori che si trova in che situazione lavorativa, Ferrari? Ma allora, la questione contrattuale e salariale è molto ampia nel nostro Paese e le cause della situazione di sofferenza sono diverse, non sono uniche. C'è sicuramente un tema noi li chiamiamo i contratti pirata, ossia contratti collettivi nazionali che vengono firmati da soggetti che non hanno alcuna rappresentatività, forse nati dalla sera alla mattina, e ovviamente con una logica di dumping rispetto alla contrattazione quella regolare, cioè più bassi salari, peggiori condizioni normative che vengono ovviamente imposte ad alcuni ambiti, ad alcuni microsettori. Da un punto di vista delle dimensioni il fenomeno non è amplissimo perché, ripeto, del 90% di copertura complessiva della contrattazione nazionale in Italia, di questo 90%, oltre il 90% è firmato e quindi è garantito da CGIL, CISL e UIL, quindi da contratti regolari. Rimane una quota apparentemente limitata, che comunque non va bene perché penalizza e colpisce quei lavoratori interessati, ma soprattutto funge da elemento distorsivo della dinamica contrattuale complessiva, perché è chiaro che rappresenta una spinta al ribasso anche per la contrattazione confederale, dovendo fare i conti con queste soglie più basse. Quindi questo fenomeno va assolutamente affrontato e va eliminato, e l'unico modo per farlo, lo ripeto, è una legge dello Stato che stabilisca che si possono applicare soltanto i contratti collettivi nazionali firmati da quelle organizzazioni che si sono pesate, che sono rappresentative e che rappresentano il 50% più uno almeno dei lavoratori interessati da quel settore. In questo modo noi rafforzeremo l'efficacia obbligatoria della contrattazione nazionale ed elimineremo tutta quella pletora di contratti e contrattini che sta appunto inquinando la situazione. Ovviamente questo è uno, per così dire, dei problemi. Ce n'è un altro che si pone anche per noi nella nostra contrattazione. Ricordo a tutti che i rinnovi dei contratti attualmente sono vincolati ad un indicatore che si chiama IPCA e che sostanzialmente misura l'inflazione al netto dei beni energetici importati, esattamente quei beni che oggi sono esplosi quanto a costi e a quanto a prezzi. È evidente che nei rinnovi della contrattazione nazionale che noi faremo e che stiamo facendo bisogna andare oltre quell'indicatore lì,
bisogna non solo recuperare pienamente il potere d'acquisto, ma se possibile anche aumentarlo. Quindi i prossimi rinnovi per la CGIL non possono essere fatti sulla base di un indice che penalizza i lavoratori, perché lo depura da ciò che sta aumentando di più in questo momento come prezzi e come tariffe, a partire appunto dall'energia. Poi c'è un tema che riguarda evidentemente anche la precarietà. La questione salariale in questo Paese non dipende tanto dai livelli dei salari definiti dai contratti nazionali, quelli regolari. Dipende da una condizione di lavoro che molto spesso è caratterizzata da discontinuità, da lavoro povero, da precarietà. Abbiamo registrato un record assoluto proprio in queste settimane. Ad esempio il tempo determinato ha raggiunto 3.200.000 persone nel nostro Paese, ed è ad una percentuale sul totale degli occupati che non ha confronti con il resto dell'Europa. Pensiamo al part-time involontario. Molto spesso i salari poveri sono dovuti a ore effettivamente lavorate ridotte non per scelta del lavoratore, ma perché il lavoratore vorrebbe lavorare a tempo pieno ma non gli si dà la possibilità. Anche questo è un fenomeno tutto italiano che va in qualche modo affrontato. Ma pensiamo infine alla pletora di tipologie contrattuali che ormai hanno marginalizzato quella che dovrebbe essere la regola, cioè il lavoro stabile a tempo indeterminato. Regola non perché lo dice la CGIL, ma perché lo dice l'ordinamento giuridico italiano e europeo. Il lavoro stabile è il lavoro standard, tutto il resto dovrebbe essere un'eccezione motivata e giustificata. Fatto sta che nella realtà ormai più di 80% dei contratti che vengono attivati sono a termine o comunque precari o comunque flessibili. Questi sono tutti gli ambiti su cui intervenire per cercare di rafforzare i salari, nell'interesse non solo dei lavoratori, ma è un interesse generale del nostro sistema economico. Noi abbiamo bisogno, in un momento di crisi geopolitica mondiale, di favorire e rafforzare la domanda interna, in particolare i consumi e gli investimenti delle famiglie, ed è chiaro che aumentando i salari, gli stipendi e le pensioni e i redditi da pensioni sono il modo principale per poter fare questa operazione nell'interesse, ripeto, di tutto il sistema economico italiano. Noi siamo di fronte ad un'inflazione record, a salari bassi, a rincari preoccupanti che rischiano di incrementarsi con il passare delle settimane, dei mesi, e sembrano gli elementi per una tempesta perfetta. I consumatori, l'associazione dei consumatori in piazza l'altro giorno non hanno nascosto la preoccupazione di tensioni sociali, il rischio di nuove povertà, e tra l'altro voi ci sarà una mobilitazione il 18 giugno anche legato proprio a questo. E non c'è dubbio, noi siamo di fronte al rischio che esploda una molto più grande di quanto non sia già oggi, questione sociale nel nostro Paese, che può mettere in discussione la stessa coesione dell'Italia. E quindi, come ricordava lei, noi stiamo in questi giorni facendo assemblee territoriali in tutta Italia in vista di una manifestazione che faremo il 18 giugno a Roma, dove porteremo, oltre alla richiesta delle richieste, che è lavorare per la pace, per chiudere il prima possibile questo disastro in Ucraina, perché quello è un nodo, direi, principale per cercare in qualche modo di affrontare anche tutte le ricadute, comprese quelle sociali. Al netto di questo noi chiediamo soprattutto al governo italiano di uscire dall'immobilismo in cui sembra in qualche modo attestarsi in queste settimane e dare le risposte che servono. Le risposte in termini che dicevo prima, sulla contrattazione, sulla precarietà, sul sostegno ai salari, ma risposte anche in termini fiscali. Quello è sicuramente un'altra leva per tutelare il potere d'acquisto, ma è una leva che non può essere utilizzata in maniera estemporanea una tantum, come ad esempio i 200 euro che sono già stati decisi e che arriveranno nelle buste paga a luglio. Qui serve una riduzione strutturale a partire dai redditi da lavoro, dai redditi di pensione, soprattutto quelli più bassi. Sotto i 35.000 euro bisogna ridurre strutturalmente le tasse, e bisogna farlo esattamente nella direzione opposta a quanto si fece con l'ultima finanziaria, in cui quei famosi 8 miliardi di sgravi fiscali vennero soprattutto concentrati sui redditi medio-alti. Oggi misuriamo l'errore che fu fatto in quella fase e bisogna in qualche modo rimediare a quell'errore, e quindi il cuneo fiscale di cui tanto si parla certamente
si deve intervenire lì, ma si deve intervenire lì per destinare le risorse esclusivamente ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai redditi fissi, che sono quelli che stanno pagando soprattutto questa fiammata inflattiva. Questi sono gli obiettivi che noi porteremo anche attraverso quella manifestazione, perché riteniamo che sia urgente. Ci aspettiamo anche che il governo convochi quanto prima le parti sociali per aprire questo confronto e per trovare delle soluzioni. Grazie davvero, torneremo dunque ad aggiornarci dopo la manifestazione, dopo questa mobilitazione del 18 giugno. Grazie davvero a Cristian Ferrari della CGIL, grazie per essere stati con noi e buona domenica, a presto, buon lavoro. Grazie, buon lavoro e buona domenica a voi. Grazie a Cristian Ferrari, questa è la situazione sul fronte occupazionale e naturalmente abbiamo parlato di rincari che vediamo tutti noi nella vita quotidiana, ma ci sono poi rincari anche che riguardano le aziende, le imprese, i rincari delle materie prime e c'è stato un accordo sull'aumento dei salari. A proposito, ne abbiamo parlato adesso con Ferrari, per i lavoratori del mondo dell'edilizia, per quanto riguarda l'ANCE, Veneto e i sindacati CGIL, CISL e UIL. La preoccupazione ora però è il continuo aumento del costo negli appalti pubblici. I rincari di tutte le materie prime stanno mettendo in forte difficoltà le imprese edili, che si vedono aggiornare e modificare al rialzo i costi finali delle opere. E questo accade nel settore privato, ma anche in quello pubblico, con i fondi del PNRR ovviamente importanti, ma anche soggetti a queste continue fluttuazioni. E così, oltre ad aver aggiornato le condizioni del contratto di lavoro, l'Associazione Costruttori Edili chiede al nuovo sindaco e alla nuova giunta di Padova di tener conto di tutto questo e applicare la nuova situazione negli appalti pubblici. Di ANCE, Datoriale e i 3 sindacati. Abbiamo parlato della nuova contrattazione, quindi abbiamo siglato a inizio marzo il nuovo contratto che parte da un aumento salariale di 92 euro fino a 120, che va a garantire sicuramente l'innalzamento anche dell'inflazione. È stato lungimirante questo tipo di firma e garantisce così che vengano pagati in una maniera corretta i nostri collaboratori. Detto dell'aumento dei salari, ora l'obiettivo deve essere quello di impedire che le gare d'appalto per i lavori pubblici vadano deserte, ovvero che nessuno partecipi, come invece è accaduto in alcuni casi nel Padovano, un evento mai accaduto prima. Chiediamo quindi al prossimo sindaco di Padova di fare rispettare il contratto edile in tutte le lavorazioni, sia private che edili, del nostro comune e poi anche nella nostra provincia, così per garantire in maniera seria la formazione, la sicurezza all'interno dei posti di lavoro e il modo corretto di pagare gli operai che sono la vera linfa delle nostre aziende. La richiesta è quella di adattare i capitolati degli appalti, di aumentare le cifre fino al 30% visti gli aumenti in questo particolare momento storico, di tenere conto degli aumenti dei listini delle materie prime. Il pericolo è che le aziende rinuncino ai lavori o peggio non paghino operai e collaboratori come primo effetto della diminuzione delle risorse. Le prossime settimane saranno decisive. Rincari, caro Vita, rincari in generale che pesano anche nell'organizzazione dei centri estivi al via da domani dopo l'ultima campanella a scuole. Allora vado a salutare Matteo Marconi, presidente della Cooperativa Comunica. Buongiorno, ben ritrovato Presidente. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Buona domenica, grazie per essere con noi. Allora, innanzitutto le chiedo come stanno andando da parte delle famiglie le adesioni proprio per i centri estivi che ormai sono pronti ad aprire le porte ai ragazzi di tutte le età una volta appunto finite le scuole. Come va quest'anno? Beh, diciamo che le attività, quelle un po' più specializzate, come può essere, oggi parte ad esempio un comunicamp residenziale a Caorle in cui i ragazzi stanno per una settimana a imparare l'inglese divertendosi e stanno proprio con noi anche la notte dormendo là. E ho attività come quelle all'Ustorga, che sono tutte ambientalistiche molto particolari e stanno avendo subito elevati numeri.
mentre le attività un po' più tradizionali stanno un po' rallentando, le famiglie stanno aspettando anche fino all'ultimo per iscriversi, l'offerta in questo momento è molto ricca, c'è molta indecisione secondo me su cosa fare durante l'estate, c'è molta indecisione su come andrà avanti la questione prezzi di cui avete anche parlato e quindi tutti stanno aspettando un attimino per decidersi. Comunque dovremo riuscire a partire e avere già i numeri per partire praticamente ovunque, abbiamo aperto sedi, insomma, ecco. È possibile quantificare se c'è stato un calo nelle adesioni, nelle prenotazioni appunto delle famiglie rispetto magari agli altri anni? Allora, come dicevo prima, abbiamo un aumento nelle attività quelle più costose e più specializzate, là c'è un aumento netto anche elevato. Abbiamo al momento una diminuzione sulle attività più classiche, però quella l'avevamo anche prevista, nel senso che appunto l'offerta è molto varia, è molto ricca in questo momento sul territorio, è facile trovare attività di centro estivo classico. E poi secondo me per fare i conti è un po' presto, bisognerebbe aspettare almeno fine giugno per avere un quadro chiaro della situazione. Sicuramente va a incidere un po' l'aumento di prezzo, ma l'aumento di prezzo è stato generalizzato, cioè tutti gli operatori di centri estivi hanno aumentato i prezzi, non è che abbiamo aumentato solo noi. Ecco, un aumento dei prezzi legato in qualche modo agli aumenti che viviamo tutti, quindi dalle materie prime all'energia, eccetera, o legati anche ad altri motivi, Presidente? E di che ordine stiamo parlando? In che ordine stiamo parlando di aumenti dei prezzi? Tanto per far capire anche a chi ci guarda da casa di che cifre stiamo parlando, naturalmente in modo generale. Gli aumenti sono molto diversi a seconda del luogo, del centro estivo, dell'eventuale contributo comunale, degli eventuali costi particolari. Comunque è un aumento che va dal 10 al 20% nella maggior parte dei casi. In realtà per noi in particolare è dovuto a due motivi, nel senso che negli ultimi anni abbiamo stretto particolarmente la cinghia per permettere a più bambini possibili di accedere ai centri estivi, perché ne avevano sicuramente tanto bisogno, e quindi abbiamo cercato, nonostante i costi fossero molto più elevati, di tenere le cifre ridotte. E questo un po' è andato a incidere. È andato a incidere soprattutto sul fatto che erano anni che non aumentavamo più il compenso per gli operatori. Quest'anno abbiamo aumentato il compenso per gli operatori di quasi il 15%, sono 14 e qualcosa, non è poco, però dobbiamo anche pensare che era fermo da più di 3 anni, forse anche da più di 5 anni che era fermo, quindi era anche giusto aumentare. Il problema principale non è secondo me l'aumento dei prezzi che stanno facendo le diverse attività educative, ma anche negozi eccetera. Il problema principale è che sono fermi gli stipendi, non è che possiamo girare la colpa solo su di noi che stiamo aumentando, perché siamo sempre andati incontro alle richieste dei comuni, alle richieste delle famiglie, tenendo il margine sempre più basso, però a un certo punto quest'anno o aumentavamo un po' o andavamo a perderci, insomma non potevamo fare altro, oppure dovevamo mantenere basso lo stipendio dei collaboratori, però non era corretto, cioè, era giusto anche iniziare ad adeguare il compenso che prendono gli animatori a quello che è il costo della vita di oggi, anche perché è sempre più difficile trovare animatori tra le tante cose, perché chiaramente chi sta a casa in questo momento può usufruire anche di altri vantaggi, quindi c'è anche questo. Ecco, proprio la questione, prima della questione animatori, che vorrei anche capire insomma se c'è, ne avevamo parlato pochi giorni fa dell'emergenza ad esempio per la stagione estiva di addetti ai lavori in bar, ristoranti, ma anche sulle spiagge dei bagnini, quindi adesso ci dirà di che proporzioni parliamo per la carenza di animatori. Io le chiedevo, lei diceva giustamente si attende ancora di iscrivere il proprio figlio ad un centro estivo proprio per capire come andrà anche l'andamento dei prezzi eccetera, quindi in qualche modo la capacità di spesa ridotta dalle famiglie, che si traduce nella spesa di tutti i giorni proprio nei consumi quotidiani, si manifesta anche poi in quella che è la decisione per il centro estivo del proprio figlio, quindi quella capacità di spesa che si è notevolmente ridotta alla luce dei rincari si traduce anche proprio in questo momento per quanto riguarda la scelta dell'attività da far fare ai propri figli in estate. Esatto, anche perché molte delle famiglie che magari hanno usufruito di servizi che ho detto prima
costano di più, ma è perché molti hanno rinunciato a fare le vacanze, quindi rinunciando a fare le vacanze hanno cercato qualcosa di più importante, più ricco per i propri figli. Non è che sono famiglie che hanno tanti soldi da spendere, questa crisi sta colpendo un po' tutti quanti, a livelli diversi, ma tutti quanti. In realtà c'è chi spera ancora di riuscire a viaggiare un po' e staccare un po', e c'è chi ci ha già messo una pietra sopra e sta cercando almeno di fare qualcosa per i suoi figli. Questo è un po'... Sì, la situazione è abbastanza, che sentiamo dalle famiglie, è abbastanza critica. Però, come ho detto prima e come avete detto voi nei servizi precedenti, bisogna fare qualcosa per aumentare il reddito delle famiglie, perché se gli stipendi sono fermi da un mucchio di anni e il costo della vita si alza, cioè, non ci sono tante considerazioni da fare, bisogna aumentare gli stipendi in qualche maniera. Animatori, si cercano animatori per questi centri estivi, perché senza di loro poi si fatica anche a dare il servizio ai ragazzi. Quanti ne mancano all'appello, Presidente? No, adesso siamo riusciti a coprire praticamente tutto. È stato però molto più faticoso rispetto agli anni precedenti. Sicuramente in una situazione pre-Covid noi già a marzo avevamo richieste e domande sufficienti per coprire tutta l'estate. Quest'anno abbiamo dovuto penare perché non sono arrivate spontaneamente, abbiamo dovuto un po' sollecitare noi attraverso varie fonti di informazioni, varie post anche messi sui social, eccetera. Ovviamente perché c'è anche una selezione da parte nostra del personale, quindi non è che prendiamo chiunque passi, ma deve avere un po' di esperienza, deve essere diplomato, deve essere maggiorenne, ci sono tutta una serie di regole, insomma. Poi noi facciamo prima una cernita rispetto ai curricoli che arrivano, dopo facciamo un colloquio con ogni persona e dopo ne facciamo anche un secondo in presenza, quindi molte volte anche un secondo in presenza, quindi è molto lunga la trafila per diventare animatore, non è così semplice, è anche formativa perché dopo frequentano i corsi per la sicurezza, frequentano la parte di formazione interna nostra a livello educativo, quindi sì, adesso siamo tranquilli di cominciare con una buona squadra. Ma che cosa è cambiato rispetto agli anni passati, quando appunto lei ci diceva le domande erano tante, rispetto ad oggi? Come vi spiegate questa carenza di personale che possa appunto poi lavorare all'interno dei centri estivi? Allora, il personale più giovane, diciamo, ha un'abitudine minore, perché molte volte arrivavano da noi animatori giovani che prima avevano frequentato Grest o altre attività di animazione, scout e cose simili, e dopo passavano a fare questa esperienza semilavorativa che sono i centri estivi, e quindi una crescita, no? Da una cosa che faccio solo come volontario, una cosa in cui sono anche, ricevo anche un compenso per farla. Le attività di questo tipo negli ultimi 2 anni sono saltate praticamente, il rest sono saltati quasi ovunque, gli scout e altre attività di questo tipo hanno fatto fatica e hanno diminuito i volontari, le persone disposte ad andare. C'è stato un isolamento da parte di alcune persone legate al Covid, e quindi diciamo c'era una base minore. Su quelli invece un po' più grandi il problema è che molti accedono ad esempio al reddito di cittadinanza e ci dicono che non conviene venire a lavorare per prendere un compenso pari al reddito di cittadinanza, perché chi glielo fa fare, insomma, detto in poche parole. Se sto a casa e prendo lo stesso compenso, quasi, non conviene stare a casa. Quindi quest'anno gli animatori saranno un po' più grandicelli rispetto magari a quelli che eravamo abituati ad avere negli anni scorsi, o insomma l'età è ancora bassa, ci sono ragazzi, cioè per capire l'identikit dell'animatore oggi di fronte appunto a questa fatica nel reperirli? La maggior parte nella fascia 20-25, poi c'è anche qualcuno un po' più grande. Abbiamo anche in ogni plesso un coordinatore che è mediamente un nostro socio, comunque un nostro dipendente, e quelli, allora se andiamo su fasce di età molto più alte, si va dai 30 fino anche ai 55,
perché ci vuole sempre comunque una persona che abbia molta esperienza, che abbia un profilo educativo importante e anche di formazione, sono quasi tutti laureati in scienze dell'educazione o lauree simili, che diano l'attenzione al benessere del bambino durante il centro estivo e anche alla crescita dell'animatore, perché è una delle prime esperienze che fanno alcuni ragazzi, quella di esperienze lavorative che fanno alcuni ragazzi, quella dell'animatore, ed è importante aiutarli a formarsi e a capire, si scopre come lavorare in gruppo, si scopre come assumersi delle responsabilità, si scopre alcune regole importanti di comportamento che sono diverse da quelle di fare l'animatore magari in un'attività come può essere un GREST o un'attività amatoriale, volontaria, insomma, ecco. Centri estivi da una parte, però voi siete già al lavoro in ottica di prossimo anno scolastico per quelli che sono i servizi di tempo integrato, di dopo scuola. Anche qui pesano gli aumenti rispetto agli anni scorsi, ci sono stati degli aumenti di quelle che saranno poi le rette che le famiglie dovranno pagare, Presidente? Sì, su alcuni tempi integrati sì, in particolare quelli di Treviso, Carbonera e Mogliano, ma là il motivo è molto più semplice. I tempi integrati hanno un bando triennale da parte dei comuni e quindi era scaduto il bando triennale e quindi si riparte con con i nuovi 3 anni e quindi chiaramente c'è stato un aumento, i prezzi sono stati fermi per 3 anni. Adesso c'è un aumento, rimarranno fermi per i prossimi 3 anni. E questa è una caratteristica proprio dei tempi integrati dei comuni in cui i bandi sono triennali, chiaramente. Invece dove i bandi sono annuali, allora là l'aumento è stato più basso, un 2-3%, massimo 5%, insomma, in alcuni casi. E allora, Presidente, noi torneremo ad aggiornarci per capire anche come vanno i centri estivi, se ci sono delle problematiche o se la situazione è, e poi naturalmente faremo anche un aggiornamento per quanto riguarda i doposcuola in vista dell'anno scolastico. Intanto la ringrazio per questa finestra sul mondo dei ragazzi e dei centri estivi, grazie a Matteo Marconi, Presidente della Cooperativa Comunica, buona domenica, naturalmente buon lavoro perché saranno mesi impegnativi anche per voi. Grazie davvero. Grazie mille anche a voi. Grazie. Buona giornata, grazie a Marconi. E questa dunque è la situazione, avete capito come il tema, quello dei salari di cui abbiamo parlato con Cristian Ferrari, pesa a 360 gradi sulle vite delle famiglie, anche sulla pianificazione delle attività da far svolgere ai propri figli nel periodo estivo, e quindi si aspetta e si cerca di capire quello che sarà l'andamento della situazione. A proposito di consumi, c'è una protesta che andrà in scena nella Marca Trevigiana mercoledì 15 giugno, uno sciopero dei buoni pasto che interesserà locali e negozi che vendono prodotti alimentari. Sentiamo di che cosa si tratta. I buoni pasto sono nati da un'idea sicuramente positiva, che era quella di permettere alle persone di mangiare, e con quel sistema che conosciamo bene tutti. Siamo partiti con delle commissioni accettabilissime del 2-3% e progressivamente negli anni queste commissioni sono arrivate al 20%, che però questo 20% non è nemmeno reale, perché poi è considerato sul nominale, cioè per una serie di motivi arriva addirittura al 25-28%. Riccardo Zanchetta, presidente di Fidaconfcommercio Provinciale, il gruppo dei dettaglianti alimentari, spiega così i motivi che hanno spinto negozi e locali allo sciopero dei buoni pasto. Mercoledì 15 giugno queste attività non accetteranno i ticket da parte dei clienti né per i pranzi né per fare la spesa. All'iniziativa aderiscono anche le imprese della distribuzione commerciale, dai piccoli esercizi di vicinato fino ai supermercati e ipermercati della distribuzione organizzata aderenti a Fidaconfcommercio Treviso. La nostra è una protesta che ha l'obiettivo di salvaguardare la funzione del buono pasto, perché se si va avanti così sempre meno aziende saranno disposte ad accettarli. Insomma, il buono pasto rischia di diventare davvero inutilizzabile in un momento di ripresa importante per i pubblici esercizi, spiega Dania Sartorato, presidente del
dell'Unione Provinciale Confcommercio, un meccanismo nato per andare incontro ai lavoratori ma che ora rischia di incepparsi. Portando a dei costi che sono diventati insostenibili, che poi non sono solo insostenibili per l'azienda in quanto tale, ma sono insostenibili perché poi devono essere ricaduti nel prodotto finale che poi paga il consumatore. Gli esercenti chiedono una vera riforma che renda il sistema economicamente sostenibile. Assolutamente necessario che le autorità, lo Stato in primis con i suoi organismi, intervenga anche in questo caso a porre un tetto concertato con le aziende che producono questo servizio e naturalmente con chi come noi siamo in prima linea. E anche Veneto Imprese Unite sostiene la giornata del 15 giugno promossa da FIPE. È importante mostrare un comparto unito di fronte a questa storica battaglia, oggi più che mai attuale, anche in virtù dell'aumento dei costi delle materie prime che rende ormai impossibile generare profitti con i pagamenti in buoni pasto, spiega Andrea Penzaiello, presidente di Veneto Imprese Unite. Un aggiornamento di cronaca che leggiamo dal sito del Gazzettino che arriva dalla Marca Trevigiana con un incendio divampato questa mattina all'interno dello stabilimento della ditta OI di Via Piave che è a San Polo, che produce contenitori in vetro. Il rogo avrebbe preso origine da un macchinario e avrebbe intaccato il tetto. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme, ma la colonna di fumo è ben visibile a diversi chilometri di distanza. Fortunatamente non si registrano feriti. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, abbiamo parlato in questa nostra edizione di rincari, di salari. Uno dei rincari che vediamo tutti i giorni passando di fronte ai distributori di benzina è quello proprio del carburante. Ormai la benzina ha superato il tetto dei 2 euro e questo pesa sulle tasche delle famiglie, delle aziende, ma pesa anche sui bilanci di chi lavora ogni giorno con dei mezzi, che sia l'auto che sia il camion, e quindi per quanto riguarda la categoria degli autotrasportatori. Allora saluto, lo ringrazio per essere con noi, il presidente degli autotrasportatori della Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno Danilo Vendrame in studio con me. Grazie presidente. Allora innanzitutto di che rincari parliamo per la vostra categoria? Noi avevamo fatto già una fotografia qualche mese fa, sembrava che ci fosse una luce in fondo al tunnel grazie alla riduzione delle accise, ma insomma adesso la situazione si fa complessa. Ecco, un sospiro che la dice, che credo dica più di 1000 parole. La luce che c'era è diventata una candelina, ma piccola piccola, perché adesso la legge italiana che ci dava una mano con un recupero dell'accisa a Bruxelles sta passando il vaglio del Parlamento europeo. Non è detto che passi, speriamo di sì, perché ci aiuterà. Certamente l'aiuto che ci avevano dato era tarato su un gasolio a 1,6, 1,7. Oggi siamo a 2 euro, sì, qualche millesimo sotto, ma la settimana prossima sicuramente siamo sopra. Quindi già quell'aiuto diventa stretto per poter andare avanti. Cosa si può fare? Non lo so. L'unica cosa è tentare di ribaltare il costo sul cliente, però anche il cliente ha difficoltà, cioè non è che sia possibile che tieni una tariffa di trasporto per 5 anni e dopodiché in 5 mesi la aumenti 5 volte perché non ci stai più dentro. Anche il cliente ha dei problemi e pertanto non vorremmo causargli clienti affezionati, clienti che qualcuno, diciamo che trasportatori del nord-est sono tutte quasi tutte piccole aziende che hanno dei trasporti di nicchia con clienti fidelizzati, quindi che sono amici più che clienti. Dopodiché andare a, non dico rovinare, ma a far mettere in difficoltà il tuo cliente, cerchi di raspare il fondo del barile, però dopo aver raspato il fondo non ce n'è più. E siamo al punto che non ce n'è più. Per spiegare a chi da casa ci sta guardando e non ha un camion e quindi non può proprio quantificare, monetizzare gli aumenti, di che aumenti stiamo parlando, Presidente, per un pieno di un mezzo pesante, per un trasporto? Dunque, se parliamo di luglio dell'anno scorso eravamo su 1 euro e qualcosa, adesso siamo a 2 euro.
2 euro significa 1 euro al litro in più. Un camion può portare fino a 12 ettolitri di gasolio, quindi sono 1200 euro in più a pieno. Non è che si consumi tutto in un giorno, per carità, ma i 400-500 km che un mezzo normalmente fa significa che consuma 150-170 litri di gasolio e sono 150-170 euro in più di costi. A fine giornata si rischia di non avere praticamente guadagnato nulla o ben poco quello che resta. A fine giornata, cioè noi come trasportatori mischiamo tanti soldi perché fatturiamo cifre elevate, ma dopo alla fine rate del camion, bolli, assicurazioni, tutte le gabelle che ci hanno dietro, lavori per lo stipendio normale. Se dopo invece dello stipendio vorresti anche una remunerazione al capitale, diventa una cosa, un calcolo astratto, perché non si può, attualmente non si può fare. Lei ha detto nel nord-est la gran parte sono piccole aziende che faticano ad andare avanti di fronte a tutti questi aumenti, perché poi anche la vita di tutti i giorni costa e quindi si crea questo circolo vizioso di cui parliamo spesso. Siamo messi come tante altre aziende purtroppo con difficoltà a trovare manodopera e quindi contendersi gli autisti e quindi riuscire a dare qualche 100 euro in più. Siamo soppressati perché è vero che anche lo Stato ci ha dato degli incentivi per cambiare i camion, per fare delle cose, però abbiamo visto che i soldi sono rimasti là, quindi vuol dire che non c'è quella fiducia nell'investire, non c'è quella fiducia che serve per avere la ripresa. Noi siamo una categoria che un camion ti deve bastare 6-7 anni, se non hai una visuale abbastanza positiva aspetti, ti tieni il camion vecchio e vai avanti con quello. E quanto pesa in percentuali, se è possibile quantificarlo, proprio il camion, quindi l'assicurazione, il bollo, la benzina, quanto vi costa il tutto? Allora un camion dopo dipende, perché uno può fare quello che vuole, cioè nel senso che il bollo tassa di possesso, non bollo, perché se anche il camion è fermo lo devi pagare comunque. Allora la tassa di possesso 300 euro, un camion grande, vabbè, si può pagare. Dopo c'è l'assicurazione, puoi farla minima, puoi farla che ti copre un po' le spalle. Poi c'è l'assicurazione per le merci trasportate, e anche lì se trasporti merci come me, merci pericolose, devi andare su un'assicurazione un po' speciale e anche lì ci metti dei soldi. Poi ci sono le merci contro l'assicurazione contro l'inquinamento. Può succedere che si rompa un qualcosa e inquini, e lì l'assicurazione sono abbastanza soldi. Poi c'è un'assicurazione aziendale, può succedere che un uomo si faccia male o che vada a far male un altro, sta salendo la scala, casca in dioschina, è la balda che altro, si rompe una gamba. Bisogna che ci sia anche quell'assicurazione là. Ma se facciamo in media un camion costa 10-12 mila euro l'anno di assicurazioni, più dopo 1000 euro di bolli circa, e dopo mettiamoci tutto il resto. Cioè solo un camion adesso a 12 gomme costa 140-150 millesimi a chilometro per gomma, quindi mettiamo in mezzo tutto quanto. Sono costi molto importanti, sono impattanti. Tantissime le spese, ripeto. Allora fatturi tanto e sei invogliato, ma dopo detratte tutte le spese il conto finale è abbastanza esiguo. E lei diceva il rischio è appunto quello di far poi ricadere sul cliente per far quadrare i conti quelli che sono gli aumenti. Non c'è altro sistema che far ricadere sul cliente, cioè chiedere degli aumenti finché il cliente li sostiene, anche lui li ribalterà a sua volta al suo cliente, pertanto è tutto un giro che dopo non si riesce a
affermare. Ripeto, se vediamo che una cosa aumenta, va bene, va male, ma se vediamo che tutto aumenta in maniera esponenziale, quella fiducia di cui avremmo bisogno per andare avanti, per riuscire a fare la ripresa, non c'è. Le dico un dato un po' strano: da quando inizio mese sono arrivate le prime notizie fosche che non c'è più, eccetera. E le dico che i distributori hanno diminuito un 20-25% le erogazioni, distributori stradali. Qui sì, sono anche i camion che può darsi abbiano fatto meno, ma sono anche le macchine. Uno comincia a guardare di più se deve spendere o se può risparmiare. Si riducono gli spostamenti, ma lei ha notizie, insomma, di vostri associati che stanno riducendo proprio l'attività in qualche modo per far quadrare un po' i conti alla luce di questi rincari, laddove è possibile? Diciamo che nessuno è rimasto a casa. Tanti hanno lasciato quei carichi che non si poteva più trasportare, quei ritorni, quelle cose che ti imponevano un prezzo troppo basso, erano rimasti là. Allora anche questi si sono adeguati, cioè hanno tutti i nostri, a parte chi ha una flotta di alcuni mezzi era abituato, ma chi ha un mezzo o due non era abituato a dire no, non lo faccio, non faccio quel viaggio. Oggi abbiamo visto che no, non posso, a quel prezzo non posso. Abbiamo visto molti che lo fanno. Naturalmente dopo quella merce non rimane lì, deve essere trasportata e pertanto va pagata a qualche altro. Però quell'imposizione del mittente che ti dice o così o niente c'è, ma per uno, ma dopo per l'altro deve mollare, insomma. Quindi in qualche maniera nessuno si è fermato. Certamente ci sono stati dei no che prima non c'erano. Lei diceva prima ci contendiamo il personale, quindi anche voi soffrite un po' la carenza di autisti? Specialmente noi che abbiamo trasporti specializzati, come posso parlare anche del trasporto persone, come posso parlare del trasporto ATP, cioè quello in temperatura controllata, a cui servono dei patentini speciali e una formazione che, per quanto sia stata precedente da qualche altra parte, non sarà mai esaustiva e quindi devi insegnare. Per noi è più difficile inquadrare. Non puoi prendere il ragazzetto e metterlo sopra il camion perché hai il casco e tanto se va a sbattere si arrangia. No, cioè, noi con un camion di benzina hai una bomba e quindi non è che puoi fare quelle cose strane. Quindi ognuno ha bisogno di una formazione che dura per qualcuno anche più mesi, non settimane ma più mesi, e pertanto c'è questa carenza in più. Dopodiché c'è stata una miopia da parte del governo, ma voglio dire anche delle nostre associazioni, che non hanno saputo fare le proposte giuste al governo. Cioè, se noi abbiamo carenza di autisti e ci sono 300 dipendenti di quella fabbrica messi in cassa integrazione per 18 mesi, eccetera, proponiamo a questi signori che anziché stare a casa a 800 euro al mese, proponiamo che io Stato, anziché pagarti a cassa integrazione, ti pago le patenti, perché farsi tutte le patenti, uno che parte da zero, ci vogliono 10.000 euro. Beh, in 3 mesi ti faccio tutte le patenti di cui hai bisogno, poi ti trovo un posto di lavoro. Anziché stare a casa a 800 euro, 900, 1.000 euro al mese, vai a fare l'autista, 2,3, 2,4, 2,5, beh, non sarà un lavoro che non ti piace, ma ti permetterà di mantenere la famiglia, pagare il mutuo e quelle cose là. Ma invece c'è proprio
Ma è legato solo ad una questione di costi per conseguire, poi dell'iter anche insomma impegnativo per i corsi di formazione, oppure c'è anche magari la poca voglia di sacrificarsi, perché è un lavoro insomma che chiede sacrificio, si sta spesso via da casa, si fanno lunghi percorsi, nei confronti che avete anche nei colloqui con gli aspiranti che cosa emerge? Bisogna capire intanto che l'autista non è l'autista prettamente l'autista di tir, quello che parte il lunedì e lo vede il sabato dopo. L'autista è anche quello, dico la mia attività, che parte il mattino e viene a casa tutte le sere. Ok, non farà 8 ore, ne fa 10-12, però comunque fa delle ore che dopo vengono remunerate. C'è questa cosa che non viene capita a livello autista, viaggi lunghi, via come il marinaio, via settimane. No, ci sono anche autisti che fanno il lavoro giornaliero e vorrei dire neanche tanto pochi, cioè oserei dire attorno al 50%, quindi uno si deve fare anche le patenti. Ovvio che se non ho i soldi per mantenere la famiglia non mi faccio le patenti, ma è ovvio che se lo Stato investe 2.000 euro con le autoscuole e mi fa fare la patente gratuitamente, ovvio che la faccio. Dopo non farò l'autista, ma ho una carta in più da giocare e invece così aspettiamo quello che viene, eccetera. Una cosa che nessuno avrebbe mai pensato e che invece abbiamo visto: le donne sopra i tir, sopra i camion grandi. Ne avete tante? Ce ne sono tante? Ce ne sono. Dove comincia una, ne vedi che cominciano diverse. E ho visto fare lavori pesanti sopra il camion. Quindi anche il discorso di voler incanalare un ragazzetto di 19 anni che è andato a scuola per 5 anni e che ha aspettative di andare a comandare in qualche ufficio, eccetera, inutile proporgli di fare la patente, non la farà mai, ma il signore di 40, 45, 50 anni con 2 figli e il mutuo della casa da pagare, quello se gli proponi la patente va a farla, dopodiché ripeto, non farà l'autista, non importa, ha una carta in più da giocare, ha una carta in più per potersi mantenere. Mi interessava la questione delle donne al volante dei camion. Quante ce ne sono più o meno? Lo avete quantificato? No, non lo so, io ho visto... Quindi comunque è un fenomeno in aumento, lo state notando? Sì, cioè prima erano le cose rare, cioè ne vedevi una, c'era una signora che veniva a Marghera da straniera e ce n'era una qua, signora da Vicenza, che dopo si era fermata, eccetera. Ne ho visto l'altro giorno su una ditta, ce n'erano 3 tempo fa che hanno fatto le barbabietole e lì ne hanno assunta una e questa ha tirato dentro altre perché è un lavoro che si può fare, ma allora torniamo al discorso, non vuoi fare la badante, ti fai anche tu la patente e può darsi che trovi il lavoro forse differente da quello che hai. Non è un lavoro prettamente da uomini, non è un lavoro prettamente difficile, non è un lavoro che ti fa stare fuori necessariamente tutta la settimana. Ci sono molte opportunità, basterebbe coglierle. Grazie Presidente, grazie davvero per averci raccontato qualcosa in più, insomma una difficoltà che vivono tutti, che vive naturalmente anche tutto il settore degli autotrasportatori. Grazie a Danilo Vendrame, Presidente degli autotrasportatori Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie davvero Presidente. Buonasera a tutti. Io chiedo alla regia se abbiamo in collegamento il nostro Lorenzo Maier e allora parliamo appunto di rincari della benzina e sentiamo che cosa ne pensano i cittadini in procinto per partire se i conti tornano per le vacanze, ma spesso ci si muove in auto e il caro benzina e il caro gasolio pesa anche nel budget che ci si pone proprio per le vacanze estive. Sentiamo questa voce, questo servizio raccolto dalla nostra redazione di Bassano. Aumentano i costi della benzina, aumentano i costi di bollette e materie prime, ma tutto questo
in che modo andrà a inficiare sulla scelta dei bassanesi per quello che riguarda le vacanze. Insomma, si partirà lo stesso, si andrà lontano o si preferirà magari una estate ecosostenibile a piedi o in bicicletta qui nel territorio? Lo scopriamo insieme. Io sono qua a piedi da Braganze per non usare l'auto. Quindi io il mio lavoro lo faccio. Quindi vacanze green? Ma non lo so, non ancora deciso proprio, però può essere anche. Ci si va con moderazione, magari a piedi e in montagna comunque. Guardi, io parlo da cassa integrato, quindi penso che sarà difficile andare in ferie, però vedo che tutti quanti cercano di andarci. La vacanza è la cosa che si deve fare. Dopo anni di passione è giusto andare in vacanza. Bicicletta, vado in piscina. Si va in vacanza dove si deve andare. Con una crisi che sicuramente non sarà breve e dovremmo un attimo pensare che forse conviene fare un po' di economia e di pensarci prima di fare una cosa del genere. E questa dunque insomma l'opinione dei cittadini per quanto riguarda le vacanze, ma che devono fare i conti proprio con i rincari, tra cui i rincari della benzina. Adesso parliamo di siccità, perché la siccità rischia di mettere in ginocchio tutte le coltivazioni. Il presidente del consorzio di bonifica è molto preoccupato per la situazione del fiume Brenta. Quella che stiamo vivendo è stata considerata dall'autorità di bacino la siccità peggiore degli ultimi 70 anni, che interessa anche il nostro Veneto, arrivando sino alla Pedemontana. La conferma del presidente del consorzio di bonifica Brenta, Enzo Sonza. È una situazione molto grave, sono mesi che non piove, ci preoccupa fortemente le falde. Le risorgive sono quasi totalmente scomparse, hanno un apporto idrico molto scarso e cominciano ad andare in crisi anche i pozzi, cominciano a attingere quasi metà acqua di quello che normalmente prelevavano, comincia anche a venire su sabbia, è un sintomo della gravità della situazione. E soprattutto nel Bassanese la mente corre subito al nostro fiume Brenta. Brenta è un malato non terminale ma quasi, perché sempre di più si sta manifestando come un torrente e lo vediamo, abbiamo visto il mese di marzo tra l'altro che il consorzio non ha prelevato un litro d'acqua nel fiume, la lasciava lì tutta e il fiume era in secca. E questa è la problematica. Io sono presidente da 8 anni, questa è l'8ª stagione irrigua che deve ancora cominciare e sono 4 volte che chiudiamo i canali perché non abbiamo acqua d'estate. Quanto è a rischio il raccolto quest'anno? È fortemente a rischio perché siamo all'inizio dell'irrigazione. Se fossimo a luglio le direi ci salviamo per 60-70%, adesso tutte le colture sono appena partite sotto questo aspetto, non ci aspettiamo niente di buono. Voltiamo pagina, il 14 giugno sarà la giornata mondiale del donatore di sangue. In vista di quella data, Fidas Vicenza fa il punto sulla situazione e lancia un appello alle istituzioni. Serve un sistema sanitario efficiente, altrimenti la raccolta di plasma viene vanificata. Il sangue è vita, ma non è una risorsa infinita. È Fidas a lanciare il messaggio in vista della giornata mondiale del donatore. Il sangue è fondamentale perché funzioni il motore della macchina sanitaria. Nel 2022 a giugno in provincia di Vicenza sono state raccolte 11.768 sacche di plasma, 1.360 in meno rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Un calo del 10% che va assolutamente affrontato partendo dalle fondamenta del sistema. Una grave flessione, devo dire, infatti siamo molto preoccupati, sono molto preoccupato di questo perché abbiamo vissuto 2 anni di pandemia dove è andato tutto meravigliosamente bene, dove abbiamo donato anche di più rispetto a quello che avevamo fatto in precedenza, in epoca pre-Covid. Adesso improvvisamente 2022 si è aperto così, vuoi per situazioni legate a uno strascico ancora di Covid-19, vuoi per il fatto che magari ci sia anche un po' una disaffezione nei donatori stessi alla donazione del sangue. E quindi siamo qui che lavoriamo proprio per cercare di dare linfa e di dare energia per andare a rimotivare queste persone.
Insomma, il dono è fondamentale, prezioso e il dono di sangue è vita. Ma la sanità veneta deve essere efficiente. Se non ci sono medici, infermieri e strutture, il valore del dono viene vanificato e la raccolta di plasma diventa un'occasione persa. Noi sì, vogliamo fare e siamo in grado di dare un volontariato professionale. Lo richiediamo altrettanto alla sanità regionale, ci deve dare una mano in questa cosa. Perché? Perché se noi facciamo tanti sforzi per portare i donatori di sangue a donare, se noi facciamo tanti sforzi per attivarci e portare nuovi donatori, se poi abbiamo delle criticità nei centri trasfusionali, nelle strutture, nella mancanza di medici, nella mancanza di personale paramedico, lo sforzo che noi facciamo non serve più a nulla. Fides Vicenza ha un esercito di più di 1000 volontari e di 20.000 donatori di sangue che marciano verso il futuro. Ma il futuro sono i giovani, serve un ricambio generazionale e allora, mai come oggi, è fondamentale rispondere a questo appello. Faccio un appello veramente di cuore a tutti, andiamo a donare perché c'è bisogno, siamo in carenza sangue, c'è la necessità di andare ad aumentare quelle che sono le donazioni, anche donazioni di plasma. Se tutti quanti facciamo la nostra piccola parte e andiamo a fare una donazione in più rispetto a quella che magari facciamo abitualmente, allora possiamo ritornare a ricavalcare l'onda di dare soddisfazione prima di tutto a noi stessi che doniamo questa cosa, ma soprattutto i pazienti, perché sono loro che lì aspettano noi e se noi non ci siamo, loro non possono fare niente. Siamo in chiusura, uno sguardo velocissimo dal sito del Ministero per quanto riguarda l'affluenza alle urne alle 12, ancora un dato parziale perché siamo a 478 comuni su 563 per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, siamo all'8,04%, ma un dato, lo ripeto, al momento provvisorio. È davvero tutto per questa nostra diretta, io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona domenica pomeriggio e noi naturalmente ci rivediamo alle 19:30 con le notizie da Treviso e provincia. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. L'anticiclone avanza sempre di più e sul nostro territorio avremo una fase stabile, soleggiata e calda. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 12 giugno evidenzia un contesto buono. Non mancherà infatti il sole, il cielo sarà sgombro da nubi, qualche addensamento in montagna ma innocuo. Temperature minime tra 16 e 22 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo estivo con cielo in genere sereno, venti a regime di brezza, qualche annuvolamento pomeridiano sui monti. Temperature minime tra 19 e 21 gradi, massime sui 29-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui dominerà il sole, il cielo sarà sereno o velato praticamente ovunque. Temperature minime intorno ai 17-19 gradi, massime oscillanti tra i 31-32 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe.